Nella mattinata abbiamo affrontato insieme al Consiglio di amministrazione, all'Assemblea dei delegati, il tema degli investimenti socialmente responsabili e della sostenibilità, soprattutto in ragione di quello che vorremmo fosse la vita delle future generazioni, dei nostri figli. Il Fondo Pensione è un investitore di lungo termine e quindi ha il dovere di effettuare le proprie scelte di investimento non osservando soltanto l'equilibrio rischio-rendimento, ma anche il lungo termine. Quindi costruire progetti di sviluppo che sappiano esplicare i loro effetti in modo benefico in un arco temporale sufficientemente lungo. Ecco, questo trae origine come riflessione dagli eventi della tempesta Vaia dello scorso ottobre che hanno scosso le nostre coscienze, facendoci riflettere soprattutto sull'importanza di prestare attenzione al tema dell'ambiente. Ma l'investimento del Fondo Pensione non sarà soltanto per l'ambiente, dovrà essere regolato anche nel rispetto della governance delle aziende, nel rispetto del sociale. Soltanto incrociando rischio e rendimento con queste tre tematiche noi crediamo che la previdenza, il risparmio per la previdenza possa costruire futuro in modo efficace, possa fare welfare per il Veneto nell'arco dei prossimi 20 anni. La parola chiave sulla quale voglio soffermarmi per quanto riguarda il percorso ESG è condivisione. Abbiamo la necessità all'interno del fondo di costruire un progetto che ha delle difficoltà, che necessita di studio e di professionalità, ma crediamo che per portarlo a termine sia necessario un confronto quotidiano, di lungo termine anche. Per vari anni ci troveremo secondo noi a confrontarci nelle aziende, nel territorio, con i lavoratori, con i cittadini, per capire come loro vogliono interpretare la sfida del futuro, del risparmio per il futuro. Quindi ecco, condivisione assieme ai nostri associati, insieme ai lavoratori, del loro fondo pensione per il futuro.